Allora, eccoci qua, dopo fare l'osservazione Berti, prima volevo sentire Pizzo e poi il segretario Assomed, perché dopo abbiamo il segretario che ha un impegno e deve volare via, prego. Sì, volevo ricordare che anche i sindaci vogliono controllare la spesa, perché c'è una quota, si chiama quota capitaria, che ogni comune versa sulla base del numero degli abitanti. Quindi la conferenza dei sindaci, oggi l'esempio che facevo prima è su Padova, 104 comuni, 3 conferenze dei sindaci, approvano un bilancio di previsione e un consultivo e decidono insieme come spendere questi soldi con il piano di zona. Quindi è vero che la sanità è appannaggio della regione, i sindaci chiedono che la parte sociale della sanità sia oggetto di attenzione e che la fusione delle attuali 3 USL, per esempio di Padova, ma faccio l'esempio di Padova e mi sta bene che Rovigo invece abbia un distretto solo, anche se il numero di posti letto e il numero di abitanti è molto basso. Perché? Perché i livelli essenziali di assistenza, i livelli essenziali delle prestazioni, ribadisco, sono il nostro welfare. Se non lo difendiamo facciamo un altro tipo di sanità e non quella che abbiamo oggi. Ribadisco però che andare a creare una conferenza dei sindaci, tra virgolette, così ampia, ovviamente diluisce quella che può essere la possibilità per i singoli sindaci di contribuire alla redazione di un piano di zona più aderente alle esigenze di ciascun territorio, perché non dimentichiamoci che il Veneto poi è ricco di territori diversificati anche dal punto di vista geografico, anche dal punto di vista delle distanze. No, chiarissimo. Vediamo dopo cosa risponde il segretario. Prima, sì, il consigliere. Prima però voglio sentire il segretario, perché anche prima che ci vada via il presidente della commissione. La rapida che faccio è questa. Io sono il segretario regionale della NASOM, che è uno dei sindacati medici della dipendenza, medici ospedalieri e anche territoriali che lavorano appunto nel territorio, distretto, eccetera. E ovviamente la posizione comunque che mi sento di rappresentare è quella anche di tutti i colleghi degli altri sindacati, perché insieme siamo andati in audizione, ci siamo preparati, diciamo, parte di una unica composita relazione che abbiamo ovviamente presentato al Presidente, al Vicepresidente e a tutti i componenti della Commissione, con le nostre ovviamente valutazioni. Ovviamente critiche, costruttive, c'è anche scritto nel documento che abbiamo lasciato e depositato in quinta commissione, in merito ad aspetti che erano a nostro giudizio criticità legislative, tecniche e anche politiche. In buona sostanza? In buona sostanza facciamo però un passetto indietro per capire le ragioni e anche le motivazioni del perché lei si siamo rivolge arrivati sempre all'azienda zero. A chi ci ascolta, quindi medici e anche telespettatori. Esatto. Ma guardi, la risposta alla sua domanda, perché l'azienda zero? A mio modo di vedere, questo è il mio giudizio, sta scritto nel piano sociosanitario che è stato votato nel 2012, che vale attualmente in vigore fino al 2016, come ha ricordato il Presidente. In una parte conclusiva finale, mi pare capitolo 5 se non sbaglio, la parte economico-finanziaria, che è la più antipatica, che nessuno va a leggere perché insomma è noiosissima, sta scritto in modo chiaro, ed è stato scritto quindi dalla giunta precedente, quindi sempre dal governatore, una cosa corretta, poi per il resto è vera, cioè viene dichiarato in quelle 4 righe, se uno se la va a vedere, il rischio della sostenibilità del sistema. Cioè già nel 2012, nell'estate del 2012, quella relazione tecnica che è stata scritta da chi di competenza in ambito regionale, cioè tecnici regionali, hanno ben rappresentato la situazione. Cioè c'è stato un warning, cioè attenzione, non ci possiamo più permettere a casa nostra, nella regione Veneto, questo tipo di organizzazione, questo tipo di gestione, insomma questo stato di cose. Va bene la sanità, funziona bene, bellissimo, bene, però non ce la possiamo più permettere perché non ci sono più i soldi a disposizione, o quantomeno ce ne saranno sempre di meno. Difatti abbiamo visto che ci sono stati, diciamo, tagli non lineari da tutte le parti, lineari dall'alto, dal basso, di tutti i generi, sia dalla nazione, come dico io, cioè dal governo, e quindi poi ci sono stati tutta una serie anche di tagli anche in ambito qui, diciamo, regionale, secondo me, secondo noi, per cui la situazione è diventata ancora più critica nel corso di questi anni.
Arriviamo all'azienda zero, quindi, che è stata presentata, ne ho sentito parlare per la prima volta dal dottor Mantoan, in un convegno, Stati Generali della Salute, che è stato fatto a fine gennaio, dopo più niente. Poi abbiamo visto improvvisamente, ho scoperto per caso, glielo dico perché anche noi siamo stati presi un po' in contropiede, all'interno di questi 18 progetti di legge che il governatore, il presidente Zaia, ha presentato, un pacchetto, c'era questo, ce n'erano diversi che riguardavano la sanità, ma questo c'era appunto il progetto di legge 26 di giugno del 2015, lo abbiamo preso e abbiamo iniziato a studiarlo per capirlo. Premesso che non siamo, diciamo, sfavorevoli alle innovazioni, quindi a dei cambiamenti che devono essere attuati. Quindi è chiaro ed evidente che però c'era un testo di legge e il testo di legge è chiaro ed è rigido e su quel testo di legge lì noi dovevamo esprimere il nostro parere. Come ha ricordato il Presidente Anghevaron e anche ricordato lei, non potevamo andare a discutere la cosa intorno a un tavolo, insomma, e quindi dire ma possiamo cambiare qua, possiamo vedere di là. Cioè, noi abbiamo presentato la nostra, diciamo, abbiamo formulato la nostra posizione, i nostri pensieri in merito a questa azienda zero. Quindi si fa per questa ragione qui, cioè trovare una soluzione, cercare di recuperare risorse sostanzialmente, far funzionare anche al meglio il tutto, però sostanzialmente per recuperare risorse. Partendo dal presupposto che da una parte citiamo un po' di numeri, 8 miliardi e mezzo scarsi è il bilancio, il budget per il Fondo Sanitario Regionale, più o meno il 70% del budget regionale complessivo, il sociale non è stato contemplato e ricordato, mi pare 800-900 milioni di euro sociale, d'accordo? Andiamo a, quindi non più 8,5 ma 9 miliardi e rotti di euro, è una cifra importante e consistente. Ora, in quel contesto lì, l'azienda zero, c'è anche la relazione di accompagnamento che spiega nel disegno, il testo. Nella relazione di accompagnamento è scritto in modo chiaro che la programmazione finiva in capo all'azienda zero e non rimaneva in capo alla giunta del Consiglio regionale, cioè veniva prospettata una modifica e più un cambio anche di prerogative che sono sempre state in capo alla politica, con un conflitto poi anche di carattere legislativo tra questa azienda zero, che dobbiamo ricordare è un'azienda strumentale, si chiama azienda zero, ma non è un'azienda USL, è un'azienda strumentale. Cosa vuol dire? È uno strumento, un braccio armato della regione che utilizza questa possibilità, d'accordo? E ha fatto già in passato, ricordo anche Veneto Agricoltura che adesso è in dismissione, Veneto Lavoro, cioè sono delle aziende che nascono esattamente, ipotizziamo, l'idea forse è stata quella di dire facciamo Veneto Sanità, però c'è un però grande come una casa, la sanità è talmente complicata e complessa, ha talmente un sacco di implicazioni legislative che sono nazionali, regionali, europee, d'accordo? Che rende difficile fare in modo così semplice questo tipo di operazioni sulla sanità. Si può fare su Veneto, adesso io non me ne intendo, ma penso forse più facile su Veneto Agricoltura, su Veneto Lavoro, su Veneto Strade, come ha citato. Però il nostro timore, intanto la dimensione. Intanto il nostro timore, la nostra preoccupazione è stata quella di avvisare i politici perché riteniamo che la politica regionale debba decidere, compete alla politica regionale decidere il modello naturalmente che deve essere adottato all'interno della regione. Non compete certamente ai sindacati, voglio dire, noi possiamo discutere, noi esprimiamo le criticità, avvisiamo che guardate che qua non va bene. E infatti in modo responsabile abbiamo portato 2 pareri legali, che non ci siamo inventati queste cose, abbiamo avuto l'intuizione, abbiamo avuto anche una preoccupazione, abbiamo detto no un attimo, cioè abbiamo speso anche dei soldi, voglio dire, dell'associazione per dire pareri legali da portare in audizione per far vedere che ci sono dei problemi, ci sono delle conflittualità, che non esca così il disegno di legge così com'è, che poi ci ritroviamo in un mare di guai, perché poi quando o qualcuno lo impugna, perché chiunque potrebbe impugnarlo e quindi potrebbero nascere un mare di problemi. Sì, ecco, quindi lei, mi consento un attimo di chiudere, un attimo il ragionamento. Quindi, se l'azienda zero serve, dovrebbe servire quindi a far funzionare meglio il sistema, e qui è tutto da vedere perché un impatto non è stato e non c'è. Non c'è neanche quello finanziario, ma non c'è neanche quello, diciamo pure, reale, effettivo, logistico, cioè, quindi anche diciamo non è stato contemplato. Non sono state considerate le esigenze e i bisogni sanitari della popolazione nell'ideare questo tipo di disegno, perché non c'è nessun tipo di dato, non è stato portato all'attenzione, non l'abbiamo avuto.
Quindi riteniamo che penso che sia un tentativo rapido, veloce nel cercare di recuperare risorse che a nostro modo di vedere sono ben poche, perché 50, 60, 70 milioni di euro sono niente in confronto agli 8 miliardi e mezzo, sono lo 0,69%, quindi lei capisce bene che il vero problema invece, e questo temo, è che si deve mettere mano alla rete ospedaliera, perché fino ad oggi, al di là del nome hub e spoke, che c'è stato e c'è naturalmente nei precedenti atti che sono stati diciamo, adottati dalla Regione, non è stata fatta una reale riforma in questo senso, cioè stabilire i criteri tecnologici e strutturali degli ospedali e in base ai dati della letteratura internazionale stabilire in sostanza di che cosa deve essere dotato un ospedale, va bene? E soprattutto in base a questi criteri poi andare a dire alla popolazione, sensibilizzandola, che quell'ospedaletto è pericoloso. Sì. Un attimo solo, Luigi, perché io vado da Boron e non riesco a rispondere. C'è risparmio, nel senso che non risparmio nel senso che poi lo recuperiamo risorse, perché la medicina moderna, e chiudo, necessita di ospedali più grandi, molto più tecnologici, di quelli che siamo in giro, e quindi con gli ospedaletti piccoli mettiamo a rischio l'utenza, mettiamo a rischio gli operatori e purtroppo l'ospedale di Campanile c'è e continua ad esserci e questo purtroppo è un grosso problema. Stop, perché sennò a Bologna non può neanche rispondere. Posso fare... che dopo gli do le risposte complessive. Esatto, perché dopo va via il Presidente, quindi legandomi... Veloce. Sì, no, a parte che sono d'accordo con l'intervento che mi ha preceduto, che è molto interessante, il fatto che le organizzazioni sindacali si ritrovino. Volevo riprendere un pezzo della Pizzo, perché a me interessa molto il tema del sociale, della medicina di territorio e di come si svilupperà. Allora, quando diceva appunto i piani di zona devono a maggior ragione in prospettiva diventare il luogo della pianificazione sociale in cui si mette il sociale e il sanitario. Lei diceva prima che le leggi che ci sono, tutto ciò che non è scritto lì è perché le leggi precedenti prevedono delle cose. Vorrei capire la zona che fine fa, perché l'idea che appunto anche i distretti si accorpano, cosa che secondo me invece è deleterio, perché io sarei d'accordo su un accentramento delle ULSS, non invece sui distretti. Vorrei capire il distretto e la zona sociale, perché per legge regionale nostra, non solo nazionale, è la zona sociale in cui si fa pianificazione. Che fine va a fare? Che fine va a fare? Allora rispondiamo tanto all'uno quanto all'altra. Vediamo di far sintesi. Parto dall'ultima considerazione dicendo, come ha ricordato lei, cioè che ciò che non c'è scritto, ecco, non è... Ma non è vero, perché allora parto e così rispondo anche alla prima, dove si dice, e l'abbiamo detto fin dall'inizio, bene, per non aver confusione, perché può esserci un articolo rispetto a un altro che possa creare confusione, abbiamo fatto nostro il fatto di mettere in maniera molto ben chiara la programmazione in mano. Però già nel PDL esistente la produzione di analisi, cioè cosa fa l'azienda zero? La produzione di analisi, valutazioni e proposte a supporto della programmazione sanitaria e sociosanitaria regionale di competenza della Giunta e del Consiglio regionale. E questo è scritto già in quello depositato esistente. Siccome giustamente ricordava, c'è magari qualche passaggio in qualche altro articolo che possa dare conflittualità, cioè possa non essere completo, lo chiariamo in maniera ben precisa. Bene. Assodato che la programmazione rimane in capo alla Giunta e al Consiglio, ne consegue tutto il resto. Ne consegue tutto il resto su quello che riguarda i piani di zona, su quello che riguarda la programmazione sul territorio, per quello che riguarda il sociale. Perché? Perché il punto di riferimento sarà il territorio, che tramite ovviamente la conferenza dei sindaci, in accordo con il direttore, perché poi c'è un direttore, no, che deve attuare la programmazione, è il punto di riferimento da dove si ascolta e dove si prendono soluzioni, indirizzi, giudizi.
già oggi la conferenza dei sindaci è uno strumento consuntivo, non è vincolante per quello che è poi il giudizio e l'approvazione da parte del Consiglio, però è un punto di riferimento importante perché appunto il territorio che rimane tale quale, cioè si partirà da lì. Secondo me si sta, e lo ribadisco per l'ennesima volta, si sta facendo confusione fra quello che è l'organizzazione, e mi piace, insomma, anche il giudizio è stato dato prima, cioè ovvero Azienda Zero è strumentale, no? È strumentale a degli obiettivi. Ed è il fatto stesso perché Azienda Zero, perché per diventare strumentale devi avere esistenza giuridica, per raggiungere degli obiettivi di efficienza e razionalizzazione dei costi. Poi sono d'accordo sul fatto che bisognerà, e questo ne sarà conseguenza, bisognerà ragionare anche in termini di programmazione sulla base, no, di quello che effettivamente impone il PDL 23, ma non è in discussione con il PDL 23, è in discussione nel piano sociosanitario che si andrà molto probabilmente a discutere l'anno prossimo, quando sarà scadenza, sul quale tutte le parti, i sindaci, le associazioni del territorio, assieme al Consiglio, faranno la loro programmazione. Ma considerazioni mie personali, quelle 4 parole sono importantissime. O facciamo riferimento a quello che dicono quelle 4 parole, ma che sono nel dato di fatto di tutti i giorni, che il denaro determina cosa puoi fare e cosa non puoi fare. Un ospedale lo fai nuovo, lo ammoderni, fai una rete di... se c'hai i soldi da investire, perché se non ce li hai, la programmazione rimane una bella diciamo, lettera di intenti e di volontà, no? Come i piani triennali delle opere pubbliche dei comuni, che sono i libri dei sogni, dove si scrive che si vorrebbero fare tutto, ma poi alla fine non lo attui e non lo fai, perché non c'hai i soldi. Oggi il sistema sociosanitario, nell'insieme, è vincolato da quello che è la ripartizione dei fondi dello Stato, non è che siamo esenti da questo, cioè se non facciamo considerazione che la ripartizione dei fondi dallo Stato è in continua diminuzione, non parliamo per quanto riguarda gli investimenti nelle strutture, che non ci sono, cioè i piani tanto decantati di investimento nelle strutture. Come regioni. Cosa? Potreste arrabbiarvi un po' di più. Scusi, mi pare che non ci siamo arrabbiati. Cioè, voglio dire, oltre a battere i pugni sulla tavola ed arrabbiarci, non è che abbiamo altre armi. Cioè, non è che abbiamo altre armi. Il fatto è che i famosi costi standard, che sono lì, lettera morta, no, fermi da anni, non si vogliono applicare, perché se si applicassero si vedrebbe dove sono gli sprechi e il risparmio potrebbe essere suddiviso su chi fa efficienza. Bene, non si vogliono applicare. Il risultato è il taglio lineare, 240 milioni quest'anno, ma verrà replicato l'anno prossimo. Sì. Bene, e di fronte a questo devi essere talmente razionale, no, che per dare la risposta ai cittadini dici io voglio dare un servizio sempre efficiente, sempre in grado di dare risposte, devo sapere che devo fare i conti con i soldi. Allora andiamo a prenderli in parte da dove ovviamente si possono prelevare senza far ricadute sul sistema di servizio, che è la burocrazia, che è il sistema di gestione. 50-70 milioni di range sono pochi? Per me no, perché con 50-70 milioni si riescono già a dare delle risposte. La parte successiva sicuramente sarà quello di valutare quali sono le strutture che possono essere efficienti e in grado di dare un servizio e quelle che magari negli anni, no, per questioni di campanilismo sono rimaste lì ma che non sono nemmeno in grado di dare una risposta. Sicuramente, ma il problema ce lo porremo quando andremo a discutere il piano sociosanitario. Oggi abbiamo di fronte un progetto di legge che parla di 2 cose semplicissime. Parla di una struttura giuridicamente definita di governance del sistema amministrativo, ed è scritto chiaramente il sistema amministrativo della sanità. Per me è importantissimo dire a delle persone che auspicano e si mettono nella condizione di dire faccio un concorso per vincere, no, il posto di lavoro, per assegnarsi il posto di lavoro, che possono finalmente dire faccio un concorso, c'è un piano regionale e da là si pescano gli assunti, e invece non giro come una trottola in giro per il Veneto a fare concorsi. Per me è efficienza, è risparmio, costa tantissimi soldi a noi e alla gente che ci partecipa. Il fatto di dire ci sono
degli acquisti da fare uguali, simili. Prima si parlava, no, che c'è già una struttura, ma non ha potere. Non ha utilizzate, ma perché non ha neanche potere? Che a livello nazionale fate l'azienda, cioè voglio dire, si potrebbe discutere a lungo, nessuno mette in discussione l'esigenza che le regioni, siccome hanno la possibilità di decidere il proprio modello organizzativo fatti finanziamenti che derivano dallo Stato, perché la 229 dice proprio questo, ahimè. Su questa roba devo dire sono abbastanza d'accordo con la Ministra, perché abbiamo 21 modelli, ma appunto, tranne i finanziamenti, ogni regione ha il diritto di decidere come riorganizzare la propria sanità, compreso il pezzo di governance e il sistema degli acquisti. Voi siete però... avanti. No, noi siamo avanti. Non lo so, guardi, la giunta del Veneto è la prima che si inventa una sovrastruttura. Ma non è una sovrastruttura, ma non è vero. Ma non è vero che è una sovrastruttura. Non è l'agenzia dell'Emilia Romagna, non è il potenziamento dell'assessorato che c'è, che ne so, in Toscana. Non è vero che è proprio un altro film. Non è vero che è una sovrastruttura, non è vero che perché non è vero. Ma come no? Non esiste. Non esiste, viene creata una struttura a zero. Scusami Fabrizio. Non esiste. Non esiste una struttura giuridicamente definita che ha il potere di influire su queste cose. Non esiste. Tu non puoi fare un concorso, non puoi fare una gara. Viene creata una cosa da zero. Guarda che oggi le gare quelle che tu dici uniche, no? Sì. Avvengono nel momento in cui le varie ULSS sono d'accordo nel demandare. No, scusa. No, funziona così. No, lo so, però funziona così, nel demandare. Sono andato personalmente da tutti i dirigenti a farmi spiegare tutto per filo per segno perché non c'era corrispondenza tra gli acquisti delle ASL e quelli che erano invece le richieste, i bandi del CRAS. Il motivo è perché non li rispettano. Perché non c'è un'organizzazione unitaria. Ma lo sai che non abbiamo nemmeno il sistema informatico unitario. Ma ho capito, ma devi avere qualcuno che lo impone, qualcuno che lo fa. Ma siccome non c'è un sistema informatico, allora creiamo da zero un'azienda zero che deve gestire tutti i soldi per un sistema informatico. Devi dare potere di intervento. Perché uno non rispetta i bandi, allora facciamo un'azienda zero che gestisce 8 miliardi e mezzo da sola. Ma non è vero. Ma devi dare potere di intervento. Se non lo dai, se non dai la possibilità di influire. C'è già tutto. Ma non è vero che c'è tutto. Non è vero. Ma non è vero. C'era l'ARS, è stato smantellato e viene riproposto all'interno dell'azienda zero. Sono strutture di settore che non hanno la possibilità di avere il potere, allora, azienda zero avrà dei compiti demandati dalla giunta, perché ovviamente i compiti li vengono demandati, vengono devoluti, mettiamola su una parola, li vengono devoluti dalla giunta per attuare una programmazione. Oggi una struttura che possa avere in capo dei compiti demandati non esiste, non ha nemmeno il potere di influire perché può solo fare da organizzatore, perché non ha nemmeno l'aspetto giuridico per poterlo fare, ma soprattutto non ha nemmeno i compiti per poterlo fare perché è la legge stesso che non glielo consente. Posso fare una domanda? Ma a questo punto non ha neanche senso le 7 USL? Cioè se decide tutta l'azienda zero, togliamo anche le 7 USL? No, perché sono gli attuatori. L'azienda zero è un'azienda strumentale. Questi sono gli attuatori, le USL nasce dall'articolo 60 dello Statuto della Regione Veneto. Ma se dopo ha tutto il potere. Le aziende sanitarie nascono da una legge nazionale che è la 502 e quindi non ci siamo. Cioè l'azienda zero non è un'azienda USL, quindi sono proprio nascono da due cose completamente diverse e anche qui c'è un problemino giuridico perché da una parte ho delle aziende che nascono da una legge nazionale, dall'altra parte ho un'azienda invece che nasce da legislazione, chiamiamola così legislazione, da normativa regionale che diventerebbe sovraordinata rispetto alle sanitarie. Però c'è una delega di potere della Costituzione, quindi sono poteri delegati da chiarire, ma non sono affari ma noi su questo è uno dei primi dubbi che è emerso nella prima audizione che abbiamo fatto, abbiamo già avuto i pareri, non c'è problema. Anzi, non c'è problema e lo dico per non avere dubbi, è una di quelle modifiche che verranno apportate dove lo descriviamo e lo menzioniamo in maniera ben precisa affinché non ci possa essere il dubbio, perché secondo me quello che si è preso è azienda zero così come è scritto modificava tutto, ovvero addirittura le leggi che impronta il sistema socio-sanitario del Veneto, che non è vero, perché
è una questione di logica giuridica che non può ovviamente modificare la legge del 94, che possono modificare le leggi nazionali. Azienda zero modifica e interviene quanto è scritto nel testo di legge, non quello che non c'è scritto. Infatti molte domande, ma molti dubbi, come ad esempio quando c'è stato il dubbio, e su questo mi dispiace perché molto spesso, anzi queste cose qui erano state proprio chiarite in prima seduta, quando si parla del collegio dei revisori che viene nominato, era stato detto ben preciso che il collegio dei revisori non può essere inteso come nominato dal direttore, perché è la legge che dice come va nominato, vanno scelti i componenti dei revisori. È la legge che lo dice, però l'atto amministrativo con cui si ordina e si nomina i revisori lo fa il dirigente, ma è un funzionamento semplice che avviene anche nei consigli comunali, certo. nei comuni. Le delibere le firmano i dirigenti? Bene, nei comuni chi firmano? I revisori sono sorteggiati ora. No, ora con la nuova legislazione, ma nella sanità venivano scelti, certo. Uno dallo Stato già con la legge di prima, ora nei comuni, fino all'altro giorno se li sceglievano, però le delibere in un comune, chi le firma? Sì, no, chiaro. I dirigenti. Chiaro. Bene, ma questo non vuol dire che sei i dirigenti che decide che cosa certo. fa, è scritto Presidente, sulla delibera. Una curiosità, Presidente. Le delibere li fanno le giunte, i consigli comunali. Va bene. La determina, ok. La delibera diventa attuativa nel momento in cui è firmata la determina. Passiamo a questo, cercavo di essere riduttivo. Chi la firma la determina? Il dirigente. Chi è che ha deciso la delibera? Da dove nasce poi la determina? L'organo politico. Presidente, una curiosità. L'azienda zero dà indicazioni e obiettivi ai dirigenti delle ASL, giusto? Praticamente darà indicazioni operative. Okay. Ne determina anche il decadimento del dirigente? No, è in capo al Presidente. Al Presidente della Presidente della Regione, ma questo già oggi con i direttori ULSS, no? Con i direttori ULSS. Adesso è così, però volevo sapere con l'azienda zero come si cambiava. Il direttore di azienda zero, come i direttori delle ULSS, sono nominati dal Presidente, è attualmente così, e il Presidente può sempre revocarli o commissariarli nel momento in cui ovviamente c'è il riconoscimento, no, di non aver perseguito i fini programmatorio, aver creato dissesto finanziario, ci sono delle condizioni dettate. Motivi, però è oggi così per quanto riguarda i direttori ULSS e sarà così domani mattina per i direttori ULSS e anche per il direttore di azienda zero. Posso fare un'ultima domanda, me ne approfitto perché siccome non c'è confronto ad altri livelli. Se ho capito bene, voi avete intenzione, sulla base di ciò che è avvenuto, diciamo, non nelle consultazioni, nelle audizioni, scusate, di tenere conto delle robe che vi convincono, insomma, no? Delle osservazioni che dal vostro punto di vista hanno un senso. Che cosa succederà agli effetti pratici della proposta? Cioè anche dal punto di vista dell'iter. Cioè se terrete conto, che ne so, mi pare di aver capito che prima ha menzionato 3 cose, no? La parte del dirigente sociosanitario, se non ho capito male, il ruolo delle conferenze, allora, da rafforzare. Il ruolo, allora c'è il ruolo del direttore del sociale, sì. Le conferenze dei sindaci e la programmazione che rimangono ovviamente. Però da precisare meglio di quanto non sia scritto. Poi ci sono dei dettagli, tipo quello che dicevo prima, no, dello statuto, il fatto. Però oggi si sono concluse le audizioni, quindi seppur noi sono 2 mesi che ascoltiamo, abbiamo incontri sul territorio e seppur ci è stato dato un invito da tempo di dire quali sono le modifiche, noi abbiamo scelto una strada, che è quella che abbiamo detto, che la parte emendativa verrà presentata a fine audizioni. Okay. Non avremmo mai presentato l'atto emendativo prima della fine audizione, avrebbe voluto dire abbiamo ascoltato i primi e non gli ultimi. Ecco, prima ascoltiamo tutti. Velocissimo. Presidente Barone e Vicepresidente Berti. Allora,
Direttore sociale è un direttore che compare solo nella nostra regione Veneto, non esiste nessun'altra parte d'Italia, e quindi è il terzo direttore. Arrivo dunque a una cosa abbastanza delicata. In precedenza ne avevamo un direttore sociale e basta. Con il piano sociosanitario del 2012 è stata modificata la dizione e anche le funzioni, infatti si chiama direttore sociale e delle funzioni territoriali. Enorme errore dal punto di vista anche, diciamo, giuridico, perché poi abbiamo fatto il tanto alla gente questa cosa. Il problema c'è invece per la gente, perché il direttore sociale e della funzione territoriale ha iniziato, cioè ha avuto non la delega all'organizzazione dei servizi sanitari, ma non la responsabilità, che è rimasta comunque in capo al direttore sanitario, con lo sviluppo di una serie di litigi in giro per il Veneto e di tensioni tra direttori, con, poi se mi permette, molto spesso il direttore sociale non è un sanitario e la legge non consente a un non sanitario di fare direttore. Chiedo al presidente e al vicepresidente di fare attenzione a questo aspetto. Voglio dire che il prossimo direttore al sociale della funzione territoriale, tirate una lineetta sulla funzione territoriale, perché l'ospedale, se vogliamo recuperare e organizzare i servizi anche di secondo livello, quindi portare attività ospedaliera sul territorio, perché questa è la modernità, bisogna assolutamente che abbia una competenza e che sia in capo al direttore sanitario. Chiuso. Io devo andare in pubblicità, deve chiudere, siccome il Presidente della Commissione ci deve lasciare, deve chiudere con qualcosa? No, cercavo, ma il tempo non è per dare una risposta più puntuale, ma non avevo tempo. Volentieri con no, lei, è perché deve sono già in ritardo. No, l'unica cosa che io volevo dire, ma è magari rassicurazione, ecco, mettiamola così, che nessuno si arroga il diritto di modificare in peggio, no? Io credo che sia compito di un politico e compito di un amministratore cercare sempre di fare le cose in meglio. Noi siamo certi e sicuri che quello che stiamo proponendo, stiamo facendo, è un efficientamento e un miglioramento del sistema di organizzazione sociosanitaria del Veneto. È vero. Avremo risposta fra 2 o 3 anni, guardi, fra 5 anni ci saranno le elezioni di nuovo. Fatto ora avremo modo di vederlo prima delle elezioni successive. Se abbiamo avuto ragione, la gente ce lo riconoscerà, se non abbiamo avuto ragione vedrà che le persone sapranno dare il loro giudizio. Noi crediamo questo. Di fronte alle audizioni che abbiamo avuto e di fronte all'intervento di ascolto e di confronto che abbiamo avuto sul territorio, abbiamo ascoltato tantissimi punti di vista, certi accettabili, certi non accettabili, ma di sicuro abbiamo ascoltato 3-4 punti che erano univoci, no? Ovunque, che sono quelli che abbiamo menzionato: programmazione, conferenze sindaci e direttore sociale, quale la maggioranza, e lo ribadisco, li ha fatti propri. Chiarissimo. Torniamo a parlare di questi temi, poi vi diamo anche la parola appunto al Presidente, invece al Movimento 5 Stelle, Jacopo Berti. Ringraziamo il Presidente della Quinta Commissione Boroni, auguriamo naturalmente buon lavoro, speriamo di poterlo avere tra un mesetto qua circa per fare il punto della situazione. Cos'è, un mese circa? Diciamo che la conclusione è entro novembre. Dai, novembre, quindi tireremo le somme e vi aggiorneremo sulla situazione, magari anche prima. Grazie ancora, restate con noi continuiamo, lui ci lascia, ma noi andiamo in pubblicità tra poco.